È stato sottoscritto oggi a Pordenone il protocollo per le vaccinazioni anti-Covid in fabbrica. Il ministro Gelmini, un metodo che mi auguro diventi un paradigma a livello nazionale. In mattinata l'incontro con Fedriga. Abbracciamo la campagna vaccinale, lo dice a Telefriuli il professor Mauro Ferrari. Ho accompagnato mia mamma in ospedale a Udine per la somministrazione, racconta, ho rivissuto lo spirito del post-terremoto del 76. Il picco dei contagi arriverà poco prima di Pasqua, a dirlo l'infettivologo Massimo Crapis. L'aumento dei nuovi casi, dice, frutto del mancato rispetto delle regole ed effetto della diffusione della variante inglese. Fuga d'amore in treno e in bus da Codogné a Feletto Umberto senza essere mai controllati. Protagonista della vicenda, 2 minorenni rintracciati dalla polizia locale di Tavagnacco che li ha raffidati ai genitori. La federazione ha consentito all'unione di comitati per terminare la stagione. 3 squadre della regione, San Luigi, Chiarbola Ponziana e Gorizia, passano nel comitato veneto. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. È iniziata da Trieste la visita in regione del ministro Gelmini. Nel palazzo di Piazza Unità un confronto con il presidente Fedriga su temi di interesse regionale come la scuola e anche il patto Stato-Regione. Un incontro interlocutorio per gettare le basi delle future collaborazioni. Il ministro degli affari regionali e autonomie Maria Stella Gelmini ha iniziato le sue missioni sui territori del Friuli Venezia Giulia, incontrando il presidente Massimiliano Fedriga, il vicegovernatore e compagno di partito Riccardo Riccardi, il prefetto Valerio Valenti e il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. I nodi, oltre al tema vaccini, sono quelli degli accordi Stato-Regioni e della regionalizzazione della scuola. Il presidente Fedriga ha posto in maniera molto concreta la necessità di accelerare gli accordi finanziari per poter utilizzare in un tempo di pandemia le risorse a disposizione nel più breve tempo possibile. Credo che sia una richiesta assolutamente legittima e giusta. Da parte del governo c'è la massima disponibilità a convocare il tavolo già la prossima settimana per poter dar seguito a questa richiesta e poter utilizzare nel più breve tempo possibile queste risorse. Il contributo straordinario è qualcosa in più che le regioni a statuto speciale versano, Regione Friuli Venezia Giulia più di tutti, rispetto agli accordi statutari e costituzionali delle competenze che esercitiamo invece dello Stato. In realtà non si tratta di sconto, sarebbe di dare meno nostre risorse, non stiamo chiedendo più soldi, sia ben chiaro. La specialità di Friuli Venezia Giulia non chiede più soldi al governo. Chiede semplicemente di versarne di meno rispetto a quelli che dal 2011 versa in più rispetto a quanto sancito da Costituzione e Statuto. In tema di scuola è chiaro che con il ministro Bianchi ci sarà un confronto a breve. La richiesta di regionalizzare l'ufficio scolastico regionale non può che vedere la condivisione innanzitutto del ministro competente, quindi sarà mia cura favorire un incontro a breve tra il presidente Fedriga e il ministro Bianchi. Il ministro ha poi incontrato i colleghi di partito con Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, e il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Da Trieste Maria Stella Gelmini si è poi trasferita a Pordenone, dove ha assistito alla firma del protocollo di attuazione per le vaccinazioni anti-Covid in fabbrica. A siglarlo Confindustria del Friuli Venezia Giulia, Regione e sindacati. Un metodo, ha detto il ministro, che mi auguro diventi un paradigma a livello nazionale. Le fabbriche sono pronte ad accogliere le vaccinazioni anti-Covid. Di più, gli imprenditori ci metteranno soldi e organizzazione, come già accaduto in passato per i tamponi e l'antinfluenzale. Questo è il senso del protocollo di attuazione del progetto Ancora più sicuri in fabbrica, sottoscritto oggi da Confindustria FVG, Regione e sigle sindacali per l'immunizzazione anti-Covid nei luoghi di lavoro. Un accordo che deve essere l'inizio di tanti nuovi accordi a livello nazionale. Noi siamo andati avanti perché ci siamo resi conto che le variabili non sono solo la disponibilità del vaccino, ma sono anche altre due, sono i tempi e i metodi. Noi vogliamo essere pronti a sostenere il sistema sanitario, quindi non a sostituire, a sostenere il sistema sanitario nel momento in cui i vaccini saranno disponibili e sarà fondamentale somministrarli nel più breve tempo possibile. Nell'accordo è prevista la partecipazione finanziaria
l'area del mondo degli industriali per le spese accessorie al vaccino e l'organizzazione delle somministrazioni in collaborazione con le cooperative dei medici di cure primarie e la Croce Rossa. È un'operazione al servizio dei cittadini, dei lavoratori di tutta questa regione. Noi contribuiremo in modo rilevante alla campagna vaccinaria. L'accordo è stato firmato oggi a Pordenone alla presenza anche del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini. Questa non è una battaglia che si vince dai ministeri o da Palazzo Chigi, si vince se si mettono in movimento tutte le energie presenti nel Paese. Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha posto l'accento sull'importanza di avere a disposizione le dosi di vaccino necessarie. Se a marzo dello scorso anno l'unica via erano le restrizioni e le chiusure, oggi l'arma ce l'abbiamo. Se non ci forniscono le munizioni è inaccettabile perdere la guerra perché non abbiamo le munizioni, perché l'esercito del Friuli Venezia Giulia è in campo e siamo sempre stati in prima linea. Un atto importante, il parere di CGIL, CISL e UIL, che potrebbe aprire le porte a sottoscrizioni simili per commercio, artigianato e cooperazione. Quando dobbiamo lavorare su temi importanti e soprattutto di prospettiva per lavoratori, aziende e territorio, non abbiamo mai avuto grandi discrepanze nella gestione di queste tematiche qua. Credo che questo sia un valore aggiunto della nostra regione. In collegamento ha parlato anche il presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bono, che ha lanciato un appello al governo. Caro Ministro, spero che si faccia portavoce, coinvolgete tutti, tutta l'Italia deve essere coinvolta per il recovery plan. I soldi da soli non sono sufficienti a fare un'inversione di tendenza, perché se no non si capisce perché in passato non l'abbiamo fatto. Abbracciamo la campagna vaccinale che laddove ha funzionato è stata un successo. Lo dice a Telefriuli il professor Mauro Ferrari, udinese, uno dei massimi esperti mondiali di bioingegneria, pioniere della nanotecnologia biomedica. Una decina di giorni fa, racconta Telefriuli, ho accompagnato mia mamma a fare il vaccino a Udine. In ospedale ho rivissuto lo spirito del post-terremoto del 76. Trovo che i numeri che ho visto fino adesso siano in realtà molto rassicuranti. Il vaccino è stato somministrato a milioni di persone, c'è stato un numero molto basso di casi possibilmente problematici che non sappiamo neanche ancora se siano veramente correlati al vaccino oppure no. Quindi la cautela da parte del Ministero, la cautela da parte degli enti omologatori, naturalmente dei vari paesi, è certamente una cosa giusta, ma devo dire che naturalmente, come in tutte le cose in medicina, bisogna bilanciare i rischi e i benefici, e i benefici dei vaccini sono straordinari. Dobbiamo abbracciare, secondo me, la campagna vaccinale con grande entusiasmo e vediamo che nei paesi dove questo è successo le cose stanno cambiando molto rapidamente, con enormi benefici di salute per la comunità. Io direi che finora la campagna vaccinale sia un straordinario successo, almeno nei paesi in cui è stata implementata in maniera massiccia. Ho accompagnato mia mamma, che ha 87 anni e vive in Friuli, a Udine, l'ho accompagnata a essere vaccinata una decina di giorni fa a Udine, e devo dire che quello che ho visto sul territorio, in azione all'ospedale a Udine, mi ha fatto veramente un gran piacere vedere l'organizzazione magnifica, la gentilezza del personale, il senso di comunità. Sembrava un po' lo spirito del post-terremoto, per chi se lo ricorda. E una lunga intervista al professor Mauro Ferrari sul tema sarà proposta questa sera durante la trasmissione Elettroshock a partire dalle 21. E siamo al bollettino quotidiano. 14 oggi le persone che hanno perso la vita con Covid in Friuli Venezia Giulia. Qui si aggiunge un decesso pregresso. Su 9.867 tamponi molecolari eseguiti sono stati rilevati 638 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,47%, e su 4.037 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati 348 casi, l'8,62%. Sostanzialmente stabili i ricoveri nelle terapie intensive, 76, mentre quelli in altri reparti sono in leggero aumento, 538. Le persone in isolamento oggi sono 14.388.
Il picco dei contagi arriverà poco prima di Pasqua, a dirlo è l'infettivologo Massimo Crapis, che sottolinea come alla base dei maggiori contagi vi sia il mancato rispetto delle regole. Si tratta poi anche dell'effetto della presenza massiccia della variante inglese. I numeri del Friuli Venezia Giulia fanno sempre più paura e pongono la regione ai vertici tra le peggiori in Italia sul fronte contagi e morti da Covid, seppure con differenze territoriali, dagli oltre 600 positivi su 100.000 abitanti di Udine a meno di 200 di Pordenone. Una situazione che prova a spiegare così l'infettivologo Massimo Crapis. Ovviamente la prima valutazione che viene da un punto di vista epidemiologico è pensare che in queste zone ci sia stato meno rispetto di quelle norme che predichiamo da tanti mesi, cioè mascherina, distanziamento e lavaggio mani. Probabile che i contagi aumentino ancora per un paio di settimane. La stima epidemiologica della terza ondata dice che dovremmo avere un picco fra 10-15 giorni, quindi poco prima di Pasqua. Speriamo quindi che poi con Pasqua e soprattutto nel periodo post Pasqua si possa andare a una riduzione importante della curva dei contagi e a quel punto poi, venendo anche la bella stagione, questo poi ci possa consentire di non avere più ondate di questa portata. In novità di oggi si è scoperto che la variante inglese non è soltanto più contagiosa. È appena uscito un lavoro su un'autorevole rivista scientifica che fa vedere i primi dati anche clinici della variante, fa vedere che c'è un incremento di 3 morti ogni 1000 contagiati, quindi correla anche con una forma di clinica lievemente più grave e quindi effettivamente i dati crociano con la real life in questo momento, perché purtroppo abbiamo ricoverato tanti pazienti molto giovani che versano comunque in condizioni assolutamente critiche. Quanto alla sospensione del vaccino AstraZeneca, in attesa si pronunci l'Agenzia Europea del Farmaco, preoccupa il mondo della sanità. Se ci sarà un pronunciamento dell'EMA che non c'è questo nesso di causalità, la vaccinazione deve riprendere il prima possibile. Noi viviamo con frustrazione questi giorni, perché secondo noi si sta perdendo tempo rispetto alle persone da vaccinare. E a seguito dell'emergenza pandemica e dell'aumento dei ricoveri nelle aziende ospedaliere è stata sospesa l'attività chirurgica programmata negli ospedali della regione. Lo stop è previsto per le prossime 2 settimane, saranno garantiti però tutti gli interventi d'urgenza, quelli non differibili, per sopperire alle necessità sanitarie. Il Burlo Garofalo di Trieste e il CRO di Aviano garantiranno la propria collaborazione affinché gli interventi non urgenti e non differibili trovino risposta e vengano eseguiti. Sarà l'esame autoptico eseguito questa mattina a Udine in ospedale a fare chiarezza sulle cause del decesso di Emanuele Calligaris, il maresciallo maggiore dei Carabinieri, morto ieri pomeriggio al Santa Maria della Misericordia. Aveva ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca il 4 marzo. Al momento comunque è escluso qualsiasi collegamento tra i due eventi. Non ci sarebbe alcun nesso tra l'inoculazione del vaccino AstraZeneca prima dose e il decesso del maresciallo maggiore dei Carabinieri Emanuele Calligaris, 47 anni, in servizio al comando Legione di Udine, e ancora prima nel centro di cooperazione tra le polizie di Austria, Italia e Slovenia di Tornmagler in Austria. Il militare dell'Arma, appassionato di sport e amante della montagna, lascia la moglie e un figlio di 8 anni, con cui viveva a Montegnacco di Cassacco. È morto nel tardo pomeriggio di ieri al Santa Maria della Misericordia di Udine. Si era sentito male a inizio settimana ed era stato accolto d'urgenza in ospedale. Qui, a seguito di un attacco cerebrale, i medici avevano subito riscontrato una estesissima emorragia cerebrale. Era stato ricoverato in terapia intensiva, intubato e sottoposto a un trattamento intensivo. Ciò nonostante sono rapidamente comparsi i segni della morte cerebrale, per cui è stata avviata la commissione per l'accertamento, conclusasi alle 18:45 di ieri. L'emorragia cerebrale, spiega in una nota l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, è purtroppo un evento abbastanza frequente nei pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva. Anche in questi giorni vi sono stati altri decessi di pazienti affetti dalla medesima patologia. Emanuele Calligaris era stato vaccinato il 4 marzo scorso con il vaccino AstraZeneca.
Sulla base delle informazioni in possesso al momento dei clinici, allo stato attuale nulla si può affermare su un eventuale nesso di causalità tra i due eventi. Il fatto di essere in zona rossa e la paura di essere contagiati dal Covid induce diversi pazienti a rinunciare alle cure odontoiatriche. Il presidente della commissione Albo Odontoiatri della provincia di Udine, Giandomenico Barrazzutti, ricorda che gli ambulatori, rientrando nella categoria dei servizi sanitari di pubblica necessità, sono tutti regolarmente aperti e ogni spostamento anche fuori dal proprio comune per raggiungere i professionisti è legittimo. Dal dentista ci si può recare in piena sicurezza in quanto la categoria, incluso il personale, è stato vaccinato ed è munito dei dispositivi di protezione. Massimo rispetto delle misure di sicurezza. Massimiliano Fedriga è tra i presidenti di regione più apprezzati d'Italia. A rivelarlo è un sondaggio elaborato da SVG che ha analizzato le preferenze espresse dai cittadini italiani, stilando una nuova classifica. In cima si trova sempre il governatore del Veneto, Luca Zaia, seguito da Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, e appunto da Massimiliano Fedriga in terza posizione. Per il presidente del Friuli Venezia Giulia è cresciuto il gradimento, passato dal 46 al 60%. Dietro di lui di poco Vincenzo De Luca, il cosiddetto governatore sceriffo della Campania, l'unico tra gli amministratori del Sud a essere presente nella parte alta della classifica di gradimento. Migliorare gli spazi di accoglienza dell'ex caserma Cavarzerani di via Cividale, questo è l'obiettivo del nuovo prefetto di Udine che oggi ha eseguito il primo sopralluogo nella struttura di accoglienza. Presenterà alcune richieste in tal senso al Ministero e al gestore della struttura. Prenderò contatto con il gestore della ex caserma Cavarzerani e con il Ministero per migliorare gli spazi di accoglienza dei migranti accolti in questo momento in una struttura che non è nata con tale finalità, con box e unità abitative sistemate sotto strutture metalliche. Buona la gestione, ma l'area va migliorata. Sono le parole del nuovo prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, che questa mattina ha eseguito un primissimo sopralluogo nella ex caserma Cavarzerani di via Cividale e insieme all'assessore alla sicurezza del comune di Udine, Alessandro Ciani, e al questore Manuela De Bernardin Stadoan anche alla zona di Borgo Stazione, in particolare via Roma e via Leopardi, concordando delle misure di controllo per questa delicata zona della città, al centro dell'attività di prevenzione di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri. Ed è stato presentato a Palazzo Daronco il progetto Abitare Udine, quartiere San Domenico 2030, comunità al plurale. Vediamo. È un bel progetto e rinnoviamo una parte della città di Udine. Io spero che Roma ce lo finanzi, sono 15 milioni in ballo, poi ne mettiamo noi altri 5 e quindi è una cosa da 20 milioni di euro. Durerà un certo periodo di tempo perché si tratta di demolire edifici e costruirne dei nuovi. Il quartiere di San Domenico cambia volto. Il progetto prevede la creazione di 178 appartamenti rispetto agli attuali 164, con una diminuzione della superficie edificata e un aumento del verde. Oltre 1000 metri quadrati saranno destinati alla creazione di orti urbani, saranno inoltre riservati spazi sia per il commercio al dettaglio sia per i servizi pubblici. La classe energetica degli immobili passerà da classe G a classe A. Noi sapremo a cavallo dell'estate se il Ministero ci darà i finanziamenti, quindi se così sarà come ci auspichiamo si potrà partire con le gare di affidamento di progettazione e poi di appalto in un arco di 9 anni, dal 2022 al 2030, in 4 fasi diverse di lavoro. Riqualificheremo tutto il quartiere, è un pezzo totalmente nuovo di Udine, sarà la parte più innovativa della città in termini edilizi. Quante sono le famiglie, le persone coinvolte per appunto questo trasferimento? Complessivamente parliamo di 164 alloggi, di cui uno di proprietà di un privato, 12 di proprietà dell'Ater, 151 di proprietà del comune ma gestiti da Ater, quindi parliamo complessivamente di 163 famiglie per noi. Stiamo accantonando una quarantina di alloggi per poter gestire i trasferimenti il più possibile nelle vicinanze del quartiere di San Domenico, in modo che riusciamo a mantenere le persone nel vicino dei loro interessi, delle loro necessità e delle loro abitudini.
Oggi celebriamo con orgoglio l'italianità, senza per questo rinunciare alle altre nostre appartenenze, in una regione felicemente plurale come il Friuli Venezia Giulia. È il messaggio di Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale, nel giorno che ricorda l'Unità d'Italia, proclamata a Torino il 17 marzo del 1861. Fuga d'amore in treno e in bus da Codogné in Veneto fino a Feletto Umberto senza essere mai stati controllati. Protagonista della vicenda sono stati due ragazzini che alla fine sono stati rintracciati dagli agenti della polizia locale di Tavagnacco che li ha riaffidati alle famiglie. Lei 14 anni, lui 15. Entrambi di Codogné, due studenti che non hanno mai dato problemi e che si sono sempre comportati in maniera ineccepibile. Ebbene, lunedì invece hanno deciso di fuggire insieme. Hanno preso poche cose da portare con loro, sono saliti su un treno alla stazione di Mogliano Veneto e hanno raggiunto quella di Udine. Hanno trascorso la notte in una casa abbandonata nel capoluogo friulano, per poi la mattina seguente salire su un autobus che li ha portati a Feletto Umberto. Nessuno li ha controllati lungo tutto il tragitto. È a Tavagnacco che diversi cittadini li hanno notati per il loro atteggiamento particolarmente romantico. Hanno chiamato la polizia locale di Tavagnacco che è intervenuta subito identificandoli. Un rapido controllo in banca dati ha permesso di capire che i loro genitori, già il giorno prima, avevano presentato denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Codogné. Poi la riconsegna dei due giovani innamorati a mamma e papà dopo la necessaria informativa al Tribunale per i minorenni. Dopo aver attirato un uomo in un'abitazione dell'Interland udinese per vendergli un camper usato messo in vendita online e dopo aver ricevuto da quest'ultimo la somma di 50.000 euro in contanti in banconote di vario taglio, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce senza consegnare il costoso mezzo. Il malcapitato, un 60enne della provincia di Padova, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della sezione operativa di Udine. Dopo un'accurata attività investigativa, i militari hanno dato esecuzione a 2 perquisizioni domiciliari a carico di un 25enne e di una 28enne, coniugi di etnia rom, entrambi pregiudicati, denunciati per truffa in concorso. Sono stati rinvenuti un telefono cellulare usato per contattare la vittima e un'ingente quantità di banconote con la scritta facsimile del taglio di 500 euro per una somma di circa 4 milioni sequestrata dai carabinieri. Questi soldi finti avrebbero potuto essere utilizzati dai malviventi per commettere ulteriori reati. Il mercato coperto di Coldiretti resta aperto anche in zona rossa, garantendo la massima sicurezza e svolgendo un ruolo di servizio alla collettività con prodotti freschi e a chilometro zero. I mercati di Campagna Amica svolgono un ruolo di servizio alla collettività con prodotti alimentari freschi, locali, distribuiti nel rispetto delle regole igienico-sanitarie. I mercati agricoli di Campagna Amica anche in zona rossa restano attivi perché vendono prodotti agroalimentari e quindi sono al servizio del consumatore, sempre aperti sia al coperto che all'aperto sulle varie piazze dove siamo presenti. Non solo a Udine, anche a Pordenone con le diverse giornate d'apertura. Esatto, abbiamo il mercato coperto a Udine, a Pordenone e a Gorizia con le loro giornate di apertura. A Udine il martedì pomeriggio, il venerdì e il sabato mattina, a Gorizia martedì pomeriggio, giovedì mattina e sabato mattina e a Pordenone mercoledì e sabato mattina. Vengo a fare la spesa sia qui al mercato al coperto sia al mercato di Piazza 20 Settembre, che sono i coltivatori diretti, sempre gran parte di loro. Perché sceglie questo tipo di prodotti? Che sono prodotti che arrivano a chilometro zero, sono garantiti, biologicamente sani e siccome siamo in una società dove cerchiamo di poter mangiare il meglio possibile e curare il mangiare, vengo qui. I consumatori hanno riscoperto i prodotti agricoli chilometro zero e quindi ci hanno dato la fiducia, siamo riusciti a trasmettere la nostra passione e comunque anche le bontà dei nostri prodotti.
Da poco più di un'ora sul sito del gruppo Intesa San Paolo è visibile il documentario che racconta i rapporti del Tiepolo con la città di Udine, quarta tappa del viaggio virtuale realizzato dalla banca per celebrare l'artista e i territori dove ha vissuto e lasciato testimonianze del suo talento. A parlare di Udine e del Tiepolo sono tanti testimoni d'eccezione, a cominciare dal sindaco Pietro Fontanini e Vania Gransinich, conservatore dei civici musei. Udine è orgogliosa di ospitare le opere del Giovan Battista Tiepolo, di questo grande artista che ha lasciato delle opere molto significative sul nostro territorio. I rapporti trentennali che Giambattista Tiepolo e il figlio Gian Domenico intrecciarono con la città di Udine, grazie ad una committenza attiva e partecipe, ci permettono di traguardare buona parte della sua carriera professionale, mettendo in relazione ciò che egli portò a compimento per il capoluogo friulano con quello che andava realizzando contemporaneamente a Venezia o in altri centri dell'entroterra veneto e poi successivamente a Milano, in Germania e in Spagna, quando la sua attività si aprì ad una dimensione internazionale, permettendoci di rintracciare dei punti di svolta e di contatto e, dove possibile, gli sviluppi stilistici della sua pittura. Si rivolge non solo a chi già conosce la Marilenghe, ma anche a coloro che non parlano il friulano, il nuovo sito www.ghiti.it, presentato dall'Arlef, solletica sia bambini che genitori. Educare divertendo, è questo l'obiettivo del sito bilingue Ghitti, nato dalla collaborazione fra l'Agenzia regionale per la lingua friulana e Densoul, azienda udinese specializzata in siti internet. Il progetto prevede anche la creazione delle pagine social dedicate, è stato pensato con una particolare attenzione a inclusione e accessibilità, destinato ai bambini dai 3 ai 10 anni, ma anche ai loro genitori. Le è dedicata a chi che non sa la lingua furlana e hanno la possibilità appunto di svicinarsi alla lingua furlana con grande serenità, perché sono anche le traduzioni contemporanee in italiano. E ha anche delle particolarità dedicate anche alle disabilità, che mi pare importante a quel momento qui, perché può essere disabilità magari di tanti tipi, ma una può essere anche il daltonismo o anche altri tipi di cognizione che vengono aiutati appunto di certi strumenti all'interno del sito stesso. Dedicata anche alla didattica e l'azienda che lo ha curato, l'Ensoul, è stata una lavoro attenta appunto a strutturarlo anche per i sviluppi futuri. Siamo arrivati a conclusione di questa edizione del nostro telegiornale. Tra pochissimo l'appuntamento con Sport FVG, si parlerà peraltro del caso Eccellenza con 3 squadre del Friuli Venezia Giulia che per poter terminare la stagione passano sotto il Comitato del Veneto. E subito dopo le notizie sportive, come sempre, puntuale l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. È tutto per questa sera, grazie come sempre per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento di serata, arrivederci.